E si è avverato quello che Carlsen sperava da tanto tempo, sia quello di andare in un testa a testa contro Alireza Firouzja e fare partite fino all'ultimo sangue, ed è così che è stato. E oggi andiamo a vedere questa bellissima partita tratta dal Championship Chess Tour di chess.com Classic 2024. Finito il titolo del torneo, basta, più lungo non si poteva fare, e Alireza apre con E4, Carlsen risponde con E5, attenzione che siamo all'interno di un Armageddon. Che cos'è l'Armageddon? Il bianco gioca con più tempo, il nero parte con un orologio che ha meno tempo, ma se la partita dovesse finire in parità, il nero comunque si aggiudicherebbe la vittoria. Alfiere C4, partita d'alfiere da parte di Alireza, e ora giustamente cavallo F6. L'idea è quella appunto di preparare la spinta C6 D5, non ha alcun senso giocare cavallo C6 si gioca nel caso in cui arriva cavallo F6, attacca subito il pedone centrale, cavallo C6 per difendere, ma come è andata in partita invece alfiere C4, partita d'alfiere, non c'è nessun attaccante su questo pedone, motivo per cui cavallo F6 si può giocare tranquillamente. Come dicevamo, qui il piano di gioco del nero è quello di supportare la spinta in D5 all'interno della nostra Accademia di Matto Scacco. Trovi su Google Accademia di Matto Scacco, c'è un capitolo intero su questa apertura che sta andando molto di moda, ma anche e soprattutto su come ci si gioca contro, quindi puoi imparare a memoria il tuo repertorio d'aperture e di difese e giocare tranquillamente a scacchi. Cavallo F6 D3, C6, e qui come dicevamo il piano sta andando a buon fine, cavallo F3, D5, alfiere B3 e ora alfiere D6. Perché il bianco non teme questa cattura? Sembra che su questa cattura, che alla fine di tutto, qui magari è il nero che cambia le donne, sembra che alla fine di tutto il nero se ne va a casa con un pedone in più e con un attacco devastante. In realtà questa mossa non si può fare, poiché in caso di cattura arriverebbe cavallo in G5 e qui credo che il nero sta parecchio male. Quella mossa è praticamente indifendibile, il motore addirittura suggerisce alfiere 6, ma puoi immaginare quanto sia brutta. Motivo per cui ovviamente Carlsen non cattura, ma gioca alfiere D6, cavallo in BD2, generalmente il cavallo si mette in C3, ma sicuramente anche in D2 funziona, arrocco corto, torre in E8, torre in E1. Qui la partita è abbastanza equilibrata, cavallo BD7, i giocatori sviluppano i propri pezzi normalmente, C3, cavallo C5, attaccando sia l'alfiere che il pedone D3 che non è difeso, l'unico modo per salvare entrambi con alfiere C2, pedone per e alfiere C7. Arriviamo a questo punto dove abbiamo una struttura pedonale totalmente simmetrica, due pedoni qui e uno che spunta in alto, una colonna D aperta, due pedoni che si guardano e i tre pedoni dell'arrocco perfettamente composti. Donna E2, ora ovviamente si giocherà con tutta probabilità sulla colonna D, che come dicevamo è l'unica colonna aperta, quindi i piani del bianco saranno sicuramente quello di togliere prima o poi questo cavallo per dar spazio a questo alfiere e far uscire anche l'altra torre su D, di prendere spazio sull'ala di donna, questo è fondamentale, e ovviamente anche il nero ha diversi piani, per esempio sarebbe bellissimo riuscire a prendersi questa bellissima casa d'avamposto in F4. Donna E7, i giocatori giocano simmetrici e le regine si tolgono rispettivamente dalla colonna D perché arriveranno le torri con tutta probabilità, e adesso parte l'avanzata A4, B4. Alireza decide di partire subito con B4, andando subito a creare una minaccia concreta. Cavallo E6, attenzione che questo cavallo ora ha case interessanti. Cavallo C4, qui non si perde tempo, si va subito a fare attacchi concreti. Cavallo F4 però a volte ci sono attacchi ben più importanti, quindi controrisposta di Carlsen che attacca la regina, e alfiere F4, qui ci vuole molto fegato a fare una mossa di questo tipo, di dare questo fortissimo alfiere. Qual è l'idea? L'idea è che dopo la cattura, ed è così che va in partita, questo pedone è vero che è pluri attaccato dei pezzi di Carlsen, ma è anche vero che dopo la spinta, ed è così che va in partita, ora questo pedone è ben difeso, non solo il pedone in F4 del nero è debole e potrà cadere. Mi viene in mente, sparo un donna E2 per attaccare questo pedone. Per difenderlo forse
il nero dovrà fare salti mortali, non so, H6, G5, ma vale la pena indebolirsi così tanto? Tenendo conto che magari ti arriva donna di 3 e robe strane? Chi lo sa. Arriva cavallo in D5, al motore non piace questa scelta, in realtà questo cavallo non è realmente in presa, il motore suggerisce alfiere G4, questo pedone, come diciamo, questo cavallo non si può catturare poiché ci sono gli attacchi su E2. Tuttavia, qui bisogna giocare normali, hai 6 minuti sull'orologio, non hai tempo per ricercare la mossa migliore in assoluto, ma devi giocare anche piuttosto veloce perché, come dicevamo, nell'Armageddon il nero ha meno tempo. Ora, questo cavallo mantiene sia F4 che attacca su C3, ma qui arriva pedone H3. Forse Alireza aveva paura di questa inchiodatura e in effetti sarebbe stata molto fastidiosa a mio parere. Che cosa suggerisce qui il motore? Cavallo di 6, una mossa difficilissima da vedere. Io sono sicuro che entrambi l'avrebbero vista a tempo lungo, ma qui è difficile da vedere. Ovviamente questo cavallo non si può catturare poiché seguirebbe donna di 3 con minaccia di matto. Qui il nero deve pararsi in qualche modo, per esempio con G6, e dopo la cattura c'è qui un attacco devastante su donna. C'è la torre che attacca più volte, non puoi catturare il pedone altrimenti perdi la torre, quindi è veramente un casino. Cavallo di 6 era una mossa impegnativa da vedere con così poco tempo, quindi H3 viene giocata e di tutta risposta Carlsen gioca G6. Ma questo pedone si poteva catturare? Ovviamente no, perché c'era sempre la risposta Donna 3 con attacco doppio. Proprio per questa ragione Carlsen gioca G6 per permettere al cavallo di catturare in C3 in tranquillità, ma donna di 2 salvo il pedone, e qui c'è un po' tutto il punto della partita, ossia quello di iniziare ad attaccare F4. Siamo in una situazione di parità di materiale, ma se Alireza dovesse riuscire a prendersi questo pedone, esempio, come potrebbe prenderselo? Alfiere di 4, cambio di pezzi e poi mi prendo questo pedone, si andrebbe a +1 e la situazione si potrebbe sbilanciare. Arriva alfiere in E6 per bloccare questo pedone e per attaccare a Re X questo cavallo, e ora veramente arriva cavallo di 6. Adesso forse è un pochettino più facile da vedere, questo cavallo ancora una volta non si può catturare poiché qui seguirebbe C4 e o si perde il cavallo o si perde la regina. Quindi il cavallo non si può catturare, arriva torre in Eva in D8, C4 scacciando il cavallo, ma l'obiettivo vero è quello di spingere fino a C5 per sorreggere ancora di più il cavallo. C5, il cavallo ritorna in D5 ed ora alfiere 4. Eccolo il piano che dicevamo. L'idea è quello di rimuovere il difensore di questo pedone per catturarlo poi con la donna. Vediamo se il piano va a buon fine. Arriva B6, cavallo di 4, attenzione che qui c'è una bellissima entrata da parte del bianco, alfiere di 7, alfiere per D5, ecco che è stato rimosso il difensore del pedone, cattura e ora donna F4. Alireza a mossa 25 è un pedone di vantaggio rispetto al numero 1 al mondo, Magnus Carlsen. B per C5, B per C5, torre in A va in B8 e ora che cosa dice la teoria? Quando il tuo avversario controlla una colonna aperta, togligli quanto prima il controllo di quella colonna. Arriva una serie di cambi di pezzi pesanti, dopodiché arriva cavallo F3. Cavallo F3 ha molteplici possibilità, quelle di supportare l'attacco su F7, dato che ci sono 3 attaccanti su F7, ma anche quello di iperproteggere questo pedone per permettere alla donna di andare in altre direzioni. Alfiere C7, la donna comunque va in B4, adesso ci sono entrate carine. Alfiere C6 impedendo le entrate, cavallo in C8 con attacco doppio su donna e pedone. Sembra che ora Alireza riesca ad andare in vantaggio del secondo pedone e Carlsen gioca la bellissima alfiere in A4. Alfiere in A4, oltre a impedire la cattura, il cambio dell'alfiere, del cavallo sull'alfiere, sembra che abbia un pochettino chiuso le case di fuga di questo cavallo, ma a tutto c'è una soluzione: donna in B7, con l'idea di controllare la casa C6 e di spingere in C6. E ora arriva in realtà una gara a chi spinge per prima. Sembra che il pedone D del nero sia molto più veloce, il pedone C invece
è un pochettino più lento perché lungo la sua strada c'è un ostacolo. Vediamo come va la partita. Intanto C6 con guadagno di tempo sulla donna non fa mai male. Donna in D8, mantenendo il pezzo bloccatore e supportando sempre il proprio pedone. Donna in B4, attaccando l'alfiere chiaro. Alfiere C2, ora si minaccia la spinta di questo pedone, andando a difendere anche il proprio alfiere, e arriva bellissima cavallo in B5. In partita viene giocato alfiere in E4. Se la tua domanda è ma non poteva Carlsen far finta di nulla e spingere, questa mossa purtroppo non funzionava, poiché in caso di spinta c'era alfiere per C7, donna per C7 e la devastante donna in D6. In caso di cattura di donne ho 2 pedoni uniti e qui creo veramente il macello. E in caso di pedone per D2, non donna per donna, perché non avremmo ottenuto nulla, ma prima questa e poi ovviamente la partita sarebbe a senso unico. Quindi su cavallo B5 si minaccia la cattura con l'entrata di donna in D6, alfiere in E4, cattura, cattura e adesso ulteriore pedone che se ne va. Carlsen recupera un pedone, ma il pedone C6 adesso è veramente troppo forte. Donna in C4, andando semplicemente a supportare da dietro come se fosse una torre l'avanzata di questo pedone. Donna in G5, il tutto per tutto, o matto o matto. Tra l'altro la donna qui neanche può entrare per dare qualche scacco. F3 minacciando l'alfiere. Ultima possibilità per Carlsen è questo scacco, ma dopo re in H1, guarda come il re si è andato a posizionare in caselle importanti. Ma e qui Carlsen abbandona. Ma come abbandona? Non poteva cercare magari qualche perpetuo? Ma che perpetuo hai? Dopo scacco, una volta che il re va in H2, come continua a dargli scacco e a dargli fastidio? Non c'è alcun modo per dargli fastidio. Qui unica soluzione sicuramente quella di dare l'alfiere sul pedone, ma dopo questa situazione non solo abbiamo un cavallo in più, ma c'è anche un pedone libero di andare a promozione. Quindi bellissima partita da parte di Firouzja, un ragazzo giovanissimo, veramente veramente molto forte, che ci ha dimostrato come riesce a tenere testa e anche a battere il numero 1 al mondo. Ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Pensate che possa veramente diventare in futuro il nuovo campione del mondo? Non ha brillato negli ultimi tornei, però qui ci ha fatto veramente vedere quello che è in grado di fare. Ci vediamo alla prossima qui su Matto Scacco. Ciao!